Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci a un consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è il nostro gradito ospite, il presidente della sezione AIL di Udine, Giuseppe Gioffredi. Come stanno i malati ematologici superando le difficoltà del Covid? Ne state uscendo perché già per chi non ha patologie di questo genere ci sono state un po' di problematiche, chiaramente no, tutto l'insieme del momento è stato difficile da superare un po' per tutti, mi immagino per i pazienti ematologici. Sì, esatto, grazie a lei, ringrazio lei per la possibilità di questo spazio e saluto tutti i nostri telespettatori. Allora, sì, il 21 giugno è la giornata nazionale per la lotta contro la leucemia, il linfoma e il mieloma, ed è un momento per noi di riflessione dopo un anno e mezzo estremamente difficile. C'è da dire che i pazienti ematologici hanno da sempre avuto indicazioni per superare le problematiche create dalla loro immunodepressione e quindi eravamo un po' abituati ad avere mascherine, cose di questo genere. C'è stato un piccolo momento, molto breve per la verità, di riorganizzazione di tutto, e noi come Associazione Italiana contro le leucemie, il linfoma e il mieloma a livello nazionale e con le sezioni provinciali ci siamo sempre e subito impegnati per supportare i pazienti. Che cosa è stato fatto prima? Abbiamo cercato di capire quali erano i loro bisogni tramite un sondaggio che ci facesse capire quali sono le problematiche e come poter venire loro incontro. Siamo anche noi a Udine riusciti a superare tutte le varie fasi e quindi a continuare il supporto ai pazienti. L'ematologia di Udine non ha avuto nessun blocco o ritardo, ha continuato a lavorare. Anche noi abbiamo avuto parecchie persone nelle case AIL. Siamo riusciti a dare tutto il supporto che era necessario dare, come e quanto più di prima. E da quello che dal sondaggio è emerso, la problematica principale dei nostri pazienti, chi vi parla è un ex paziente sa quindi a cosa mi riferisco, è la mancata possibilità di avere al proprio fianco il familiare o caregiver che dir si voglia, perché giustamente l'ospedale, la clinica ematologica per ragioni di sicurezza ha dovuto limitare se non impedire l'accesso a queste persone. Il paziente ematologico è un paziente fragile perché affronta terapie lunghe, difficoltose e impegnative. E molte persone, non avendo questo supporto diretto da parte del proprio familiare, hanno avuto sicuramente delle problematiche. È vero che noi a Udine supportiamo la clinica anche con 2 psicologi, ma non è detto che la persona si voglia aprire con delle persone che non conosce, anche se molti lo fanno, per cui la sensazione è stata proprio quella di avere qualcuno che gli potesse dare una mano. Poi tenga conto che molti pazienti, se non quasi la totalità, già in condizioni normali devono essere in una cornice di sicurezza che eviti infezioni di qualsiasi genere, perché l'immunodepressione viene acquisita anche per altre questioni. Quindi quello è stato veramente un grosso problema. Però abbiamo superato tutto, siamo andati avanti. A livello nazionale sono stati intensificati i servizi a favore del paziente, quindi le case AIL che esistono in tantissime sezioni AIL, in particolare a noi Udine, qui abbiamo 5 appartamenti, abbiamo continuato a fornirli con alcuni piccoli accorgimenti dovuti al Covid. È importante anche questo, no? Quindi certo, sanificare dopo l'uscita, chiedere alle persone che arrivavano non solo i documenti ma anche un tampone che accertasse che la persona venendo da fuori regione, perché generalmente le case AIL vengono date a chi? In maniera completamente gratuita, vengono da fuori regione, ma anche se possibile dalla regione, e rimangono nelle nostre abitazioni per il tempo utile a sostenere controlli, terapie, quello che serve per il paziente e per i loro familiari. E quindi avevamo la necessità che queste persone non fossero loro i portatori magari inconsapevoli del virus. E ovviamente quando la casa viene lasciata con una sanificazione che consenta in sicurezza di poterla poi successivamente dare. Noi abbiamo avuto un mese fa circa la notizia di una
signora, la maestra Gabriella Benedetta Pecile, che purtroppo è mancata a marzo, che ha fatto un lascito testamentario per noi dell'AIL, lasciando la propria abitazione proprio finalizzato all'utilizzo come case AIL o comunque il cui ricavato deve essere finalizzato per le case AIL. Ed è una persona che noi non conoscevamo, non è fra i nostri soci, non la conosciamo come volontaria, ha fatto tutto questo animata da uno spirito solidaristico, venendo a sapere che cosa facciamo, di cui siamo molto contenti. Mi dispiace non aver potuto ringraziare la signora in vita, l'abbiamo fatto con gli eredi, ma non è la stessa cosa. Ma questo fa parte di un atteggiamento che in Friuli abbiamo riscontrato anche con le stelle di Natale dell'anno scorso e le uova di Pasqua di quest'anno, dove non siamo potuti andare in piazza per ovvi motivi, ma abbiamo ricevuto degli attestati di solidarietà, degli attestati di vicinanza enormi da tutta la popolazione friulana e anche, dico io, da parte della provincia di Gorizia, dove noi comunque operiamo. Questa signora è... Sì, possiamo dire che come sezione di Udine, che adesso prenderete... Allora, noi il 21 giugno, che è appunto la giornata nazionale, non facciamo delle attività in esterno perché non siamo ancora, a nostro parere, in condizione tale di poter fare qualcosa in sicurezza, però facciamo l'assemblea dei soci in presenza, perché ci viene data questa possibilità, e in questa assemblea verrà proposta la possibilità di fare la sezione interprovinciale Udine-Gorizia, in modo tale da sancire ufficialmente questa appartenenza della nostra sezione anche per la provincia di Gorizia. Come le dicevo prima, l'AIL è fondata su sezioni provinciali, esiste AIL Trieste, esiste AIL Pordenone. Udine è sicuramente una storia molto più importante grazie alla signora Santuzzo e chi ci ha preceduto dal 1989 in poi, ricordo anche il professor Baccarani. È arrivato il momento di coinvolgere gli amici della provincia di Gorizia in maniera definitiva, proprio con la creazione della sezione interprovinciale Udine-Gorizia, che spero di concretizzare nell'anno. Ecco, al momento voi contate 208 soci, però riuscite a coinvolgere almeno 500 volontari. Esatto, noi abbiamo 208 soci, la gran parte dei soci svolgono anche un'attività di volontariato, ma quando siamo in piazza, quindi parliamo sempre stelle di Natale, uova di Pasqua, abbiamo circa 120-130 postazioni, per cui andiamo a sommare un 500 soci, 500 volontari. A questo bisogna anche aggiungere una cosa importante: nell'ultima attività delle uova di Pasqua ci hanno dato una mano l'associazione Angeli in Moto, un'associazione di persone che in maniera del tutto gratuita e volontaria forniscono un supporto. In questo caso per noi è stato un supporto nel trasporto delle uova di Pasqua a domicilio, ma anche per quanto riguarda assistenza farmaci e cose di questo genere. 500 volontari è un numero indubbiamente elevato, però noi ne cerchiamo ancora di più, cerchiamo ancora volontari in grado di poter svolgere la manifestazione magari nei quei piccoli centri dove noi non ci siamo. Noi siamo da Tarvisio a Lignano, da Latisana fino appunto a Gorizia, sui confini provinciali di Udine e Gorizia. Ecco, non è un caso che siate riusciti a raccogliere fondi importanti, tra l'altro parliamo di un investimento di 370.000 euro all'ospedale di Udine, alla clinica ematologica per la ricerca. Poi avevo preso nota 40.000 euro per Trieste. Esatto. In più c'è questa borsa di studio che è stata istituita nelle 3 sezioni di Trieste, di Pordenone e di Udine, che garantisce una borsa di studio sempre a Trieste, esatto. Di 5.000. Esatto, allora tutto raccolto grazie ai volontari, grazie alle disponibilità. Ripeto, noi siamo stati solamente fermi nelle uova di Pasqua del 2020. Abbiamo fatto le stelle nel 2020, le uova di Pasqua nel 2021 e grazie sempre alla politica della precedente presidente, la signora Maria Grazia Zanon Santuz, avendo una certa disponibilità economica, noi quest'anno riusciamo a dare 370.000 euro alla clinica ematologica per dei progetti ben definiti. Qua, appunto, come diceva lei, anche alla clinica ematologica di Trieste il professor Zaia, sia noi sia in sinergia con le altre 2 sezioni regionali, Trieste e Pordenone,
ma abbiamo intenzione di dare fondi, qualora disponibili, a tutte le ematologie a livello della regione che eventualmente avessero delle esigenze di progetti a favore dei pazienti, sia che sia la ricerca, sia che sia attrezzature, sia che sia la sistemazione di locali più idonei. E quando parliamo di attrezzature non mi riferisco solo alle attrezzature di carattere medico, ma anche attrezzature che possono essere d'aiuto al paziente, come per esempio dei semplici televisori da mettere nelle stanze. Noi siamo disponibili a tutto ciò, abbiamo una forza data appunto da questi 500 volontari, dai 200 soci, dai nostri donatori ricorrenti, e posso fare tantissimi esempi di persone che ci hanno dato dei fondi anche cospicui proprio per quello che viene fatto. Ed è importante sapere poi questi fondi come vengono gestiti. Ripeto, tutto quello che viene raccolto viene investito sul territorio per le cliniche ematologiche. Ricordiamo quindi la data del 21 giugno, giornata in cui voi farete un'assemblea praticamente nell'auditorium dell'ospedale. Sotto la chiesa dell'ospedale, esatto. Ci si rivede dopo un po' di tempo. Un po' di... Ci si rivede perché è importante, esatto, sì. Però è anche importante dire che il 21, in quella, esatto, dalle 8 alle 20 al numero verde 800 22 65 24 sarà possibile sentire degli illustri ematologi a livello anche internazionale, chiamando appunto il suo numero verde da parte di tutti per chiarirsi eventuali dubbi o problematiche inerenti a queste malattie che purtroppo ci affliggono e che comunque, grazie alla ricerca, ripeto, ne sono un esempio, in molti casi si riesce a superare. Grazie a Giuseppe Gioffrè. Grazie a lei, grazie ai telespettatori. Con noi, grazie per averci seguito. Appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere a martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.